discepoli e disse loro: Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo? Rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino alla porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: Perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece dalle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrato a Gerusalemme nel tempio, ed entrò a Gerusalemme nel tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i 12 verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: Nessuno, mai più in eterno, mangi i tuoi frutti. E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli del cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: Non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi, e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Rispose loro Gesù: Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: Levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: Con quale autorità fate queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni. Andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: Con quale autorità fai queste cose?
O chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro, vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini. Avevano la folla perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero, non lo sappiamo. Gesù disse loro, neanche io vi dico Giacomo e Giovanni, e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro: Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra, ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo a me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: Da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: Se tu puoi, tutto è possibile a chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: Credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più.
Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrando in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di demoni non si caccia in alcun modo, se non con la preghiera. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non che al testo discepoli dice: il mio dopo 3 giorni risorgerà. E sarò di cosa discorre strade. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con 2 mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i 2 piedi essere gettato nella Geendalo. Gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con 2 occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete? Partito là, venne a Giordano. Allora come fai a Roma e gridare loro che è nato Mosè? Dissero: Mosè ha detto di scrivere e di ripiarla. Gesù, la durezza del cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina, perciò padre e
usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni. Gesù gli rispose: vedi queste grandi costruzioni? Gesù si mise: badate che nessuno dirà nel mio nome dicendo, e trarranno molti in inganno. E lunedì di guerre non allarmatevi, ma ne ancora si solleverà ordinazione contro regno contro regno. Saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando vedrete l'abominio delle devastazioni presente là dove non è lecito, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti. Chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa. E chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che ciò non accada in inverno, perché quelli saranno giorni di tribolazione, quando non vi è mai stata dall'inizio della creazione fatta da Dio fino ad ora e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti che Egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora se qualcuno vi dirà, ecco il Cristo è qui, ecco è là, voi non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti.
vegliate. Due giorni alla Pasqua e agli Azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il leproso. Mentre era a tavola giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono perché questo spreco di profumo si poteva. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli Azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e entrati in città trovarono come aveva detto loro, prepararono. Egli arrivò con i 12. Mentre erano a tavola e mangiavano, voi, colui che mangia con me mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Egli disse loro: uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. E mentre mangiavano prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzate perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte,
cadde a terra e pregava se fosse possibile passasse via da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: Dormite pure e riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei 12, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiono dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Il ragazzo fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi. Cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui. Si alzarono a testimoniare
dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla, che cosa testimoniano contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le luci del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso e, bendandogli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fai il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era già nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dice. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù aveva detto: prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. I capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano? Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io metta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve, re dei Giudei! E gli percuotevano il capo con le ginocchia, si prostravano davanti a lui.
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo». Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero questo uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Era la parasceve, cioè la vigilia del sabato. Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aveva aspettato anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato